Cosa risponde a chi critica il suo lavoro in 8 mesi e dice ha partorito un topolino, una riforma che non è completa? Beh, che tanti altri hanno detto che ho voluto rivoluzionare la giustizia e che ho fatto delle riforme che saranno lo sfascio dello Stato di diritto, dovrebbero mettersi d'accordo, però già aver raggiunto l'obiettivo dell'eliminazione del reato di abuso di ufficio secondo noi porterà un grandissimo beneficio sia nell'accelerazione delle pratiche amministrative, nel ridare serenità agli amministratori e anche nella deflazione di molti processi. 5.000 processi all'anno che si risolvono nel nulla significa devolvere le risorse della giustizia magari verso indagini più produttive e più utili. Dimezzare i tempi anche per assumere i magistrati. Diceva che a livello nazionale ne mancano circa il 10%. Sì. In Veneto insomma ci può dare la dimensione del fenomeno. Ma in Veneto credo che siamo sotto organico del 30% circa, 30 ai 40 addirittura in certi uffici. Questo è assolutamente intollerabile, allora, sarebbe anche se fosse del 10%. Tutto questo deriva dal fatto che come per gli amministrativi vi è una difficoltà anche di reclutamento o meglio di scelta da parte dei vincitori dei concorsi del Veneto per la stessa ragione che riguarda gli amministrativi, cioè una regione tanto bella quanto però difficile, basti pensare a Venezia, la più bella città del mondo, però non è facile vivere e non è neanche economico. Quindi per queste ragioni vi è magari più carenza di magistrati qui rispetto ad altre regioni d'Italia, ma quando noi riuscissimo a colmare questi organici accelerando i concorsi, velocizzando le procedure e assumendo anche, come stiamo facendo, oltre 250 magistrati, anche Venezia ne trarrà notevolissimo beneficio.